Eder, Mech, Pallister. Sebastiano ha perso la sua partita contro la Cassazione. Non è stata una sorpresa perché la professoressa Cattaneo ha avuto un anno per fare questa indagine. Ci sono un sacco di cose nebulose in tutta questa faccenda. La primissima è la richiesta di archiviazione per suicidio. Quella è una bufala enorme che è stata richiesta mi sembra maggio o giugno del 23, se non erro. Ecco. Qualcuno ha voluto sbagliare apposta? Verrà fuori, io spero che questa faccenda purtroppo per me sarà lunga, voi la vedrete, io probabilmente no. Io voglio vivere 120 anni, ho già fatto il preventivo, io voglio vedere la fine. Ma se andiamo oltre i 30 anni allora diventa dura. Sebastiano ha perso la sua partita contro la Cassazione. Non l'ho presa bene, certamente questo sforzo che è stato fatto dai miei avvocati Paolo e Alice Bevilacqua indubbiamente secondo me è un'occasione persa, in quanto secondo me avrebbe potuto dare delle risposte ben precise, ben chiare. Io spero che comunque la cosa non finisce qua. Secondo me Paolo e Alice Bevilacqua troveranno magari fra un po', vedremo come si evolvono le cose, e troveranno magari qualche altra forma, qualche altro modo per poter in qualche maniera riprendere un po' il discorso e portarlo avanti. Ultimamente dici di non avere tanti amici, di essere piuttosto solo. Solo significa vivere da soli, alzarsi, fare tutte le cose di casa, fare la tua vita, continuare a vivere, ecco. Io lo faccio per Liliana, continuo a vivere, altrimenti avrei finito per magari togliermi la vita. È una cosa che ci ho pensato molto, anche perché vivere senza Liliana è comunque dura. E purtroppo io ai primi di questo mese, nei momenti in cui si pensa alle persone che non ci sono più, non ho avuto l'opportunità, la possibilità di portare un fiore sulla tomba di Liliana. È un dolore veramente enorme, grande, però voglio continuare a vivere, voglio dare a Liliana delle risposte. E ancora oggi, dopo 4 anni, quasi 4 anni, non avere nessuna risposta chiara, precisa per quello che può essere successo a Liliana, veramente per me è un dolore immenso. È strano, da quando Barzan ha salvato una persona dal suicidio, Manuela Bianchi a Canale 5 ha detto che si voleva uccidere e ora lo stai dicendo anche tu. Comunque c'è molta gente che pensa che tu sia colpevole e qualcuno che tu sia innocente. Ognuno la vede a modo suo, interpreta a modo suo. Io certamente sono amato e odiato, è sempre stato nella mia vita questo, perché io faccio la mia vita, me ne frega altamente di quello che gli altri pensano di me. Io voglio che tutto sia chiaro, capisci, una volta per tutte, che tutti si tolgono i dubbi se ci sono. E se per caso ti mandassero a processo? Non ci sono nessun problema. Molto probabilmente succederà, io sono qua a disposizione e comunque ci sono i miei avvocati che comunque mi sono vicini, sanno perfettamente che io non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana. Bisognerà forse cercare in qualche altro ambiente, nelle sue amicizie, nelle persone che si spacciavano per qualcosa che non esiste, capisci? Questo è purtroppo. Se la procura avrebbe agito come doveva dal giorno del suo ritrovamento, da gennaio 22 in poi, questo fatto poteva essere già finito. Non è stata fatta una indagine seria. Lilli è stata trovata, con tra i capelli e sul petto del polline,
Qualcuno mi saprà dire da dove è venuto fuori questo polline? Non esiste nel boschetto dove lei è stata depositata. Io l'ho detto nel gennaio 22, lei è stata ammazzata probabilmente in casa e tenuta da qualche parte fino al 4 gennaio. bene, La Claudio. notte l'hanno portata là. Che lei, nel posto dove è stata trovata, che era imbacuccata, con i sacchetti in testa, e che abbia il polline deve essere ancora analizzato. Diciamo un'altra cosa, era piena lei, ce n'era almeno una dozzina di, non chiamiamolo più polline, va bene? Batuffoletti di circa 3 mm di diametro che assomiglia molto al polline. L'Edera non fa quelle bacche, io me ne intendo. Quindi Sebastiano ha deciso di uccidersi. Meglio che non rispondo. È Perché? poco credibile per come si è comportato Sebastiano già i primissimi giorni dopo la scomparsa di Liliana. Lui stava brindando con una giornalista allegramente. Claudio, A una me non è reazione. successo. Io non ho brindare fatto con una un nostra brindisi. giornalista. Da come si è comportato Sebastiano, ha regalato brindare. tutte le cose di Lilli. Questo si chiama amore? In che lingua? Io stavo dicendo semplicemente due cose. Primo, è lampante che lei è stata picchiata, perché ha un bernoccolo in testa, segni vero, sul beh. viso, non perché è andata contro gli alberi a sbattere, contro gli alberi del boschetto. Quelli sono ceffoni, Ecco qua i segni, pugni, certo. eccetera. Lei è stata bastonata duramente e non è escluso che in quel frangente sia scappata anche la rottura della vertebra. A Sebastiano però devo ricordare un'altra cosa a Sebastiano. Il loro matrimonio, e lui lo sa benissimo, meglio di chiunque altro, era finito da molti anni, almeno 5 o 7. Finito. A quest'ora, se non succedeva niente, il marito di Liliana ero io. Ditelo a Sebastiano. E allora non può. Quello che dico io è oro colato. Ora è rame. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.